Buon inizio di settimana a tutti cari amici di mattoscacco.com. Continuiamo il nostro viaggio negli europei. Oggi era il penultimo turno, ciò significa che oggi, cioè lunedì quando state vedendo il video, ci sarà l'ultima partita, nono e ultimo turno. Purtroppo per entrambe le nazioni, sia quella maschile che femminile, non ci sono grandi posizionamenti, anche se secondo me la femminile soprattutto ha avuto un po' di sfortuna, altrimenti avrebbe potuto avere ottime possibilità. Questo ottavo turno è stato molto buono per entrambe le nazioni e andremo a vedere una partita giocata col bianco da Alessio Valsecchi, che ebbi l'onore di sfidare quando ancora era più piccolino e comunque già mi dava le mazzate, e contro Borisek, entrambi gran maestri. Ti ricordo intanto che da oggi fino al 30, quindi hai 8 giorni, circa una settimana, c'è il Black Friday sull'Accademia, trovi tutti i corsi scontati del 30%. Detto ciò, partiamo, andiamo a vedere com'è andata questa partita. E4, vediamo se me lo fa fare, sì me la fa fare, E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, Ruy Lopez, signori, non si vedeva dai tempi di ieri. Cavallo F6, difesa Berlino, difesa che viene spesso utilizzata dal nero quando vuole giocare in modo pattaiolo. D3, tutto secondo la teoria, alfiere C5, C3, nulla di nuovo, arrocco, D6 e adesso H3. A6 è una mossa che si fa sia per scacciare questo alfiere sia per creare una casa di fuga all'alfiere C5, poiché lo scopo del bianco prima o poi è quello di fare D4, almeno quando il bianco farà D4 non guadagnerà un tempo sull'alfiere, poiché l'alfiere se ne sarà già andato via. Quindi è il caso di spostare l'alfiere, che ha l'ottima casa di ritirata in C5, e alfiere A7. Come vi dicevo, questa è una mossa così di profilassi, l'alfiere va in A7, sta benissimo, e da lontano, tra l'altro è anche difficile da vedere da lì perché è veramente così lontano, attacca il punto F2. Ciò significa che finché il re sarà in G1 non si potrà mai procedere in futuro con lo spingere in F4, poiché si dice che questo pedone è inchiodato. Andiamo avanti. Torre E1, questa mossa mi direbbe Andrea Stella che sarebbe sbagliata, ogni volta che la faccio mi dice che non la devo fare. Perché in realtà va benissimo in questa situazione, perché c'è l'alfiere che potrebbe coordinarsi col cavallo per attaccare su F2, però grazie a questa mossa H3 diciamo che questa minaccia è sventata. Dico per adesso perché se andremo avanti di qualche mossa vedremo che proprio il nero a un certo punto riuscirà ad avere un minimo di controgioco attaccando su questo punto, proprio perché non c'è più la torre in F1. Cavallo in E7, cavallo in BD2 e ora solite manovre. Entrambi i giocatori vogliono portare i pezzi, i cavalli affiancati. Perché? Perché in questo tipo di partite, un po' come nella Ruy Lopez, un po' come nell'italiana, diciamo la casa a cui ambisce il bianco è la casa F5 e la casa a cui ambisce il nero è la casa F4. Quindi cercare di mettere dei cavalli lì è sicuramente cosa buona e giusta. Quindi i giocatori giocano per posizionare i cavalli in quella posizione. C6 e ora pedone per D5, cavallo per D5. Si poteva giocare anche pedone per D5? No, perché ci sarebbe stata la cattura di questo pedone. Tu dirai, ma beh Cristian, ma anche dopo questa mossa c'è sempre la cattura del pedone. E non sono così sicuro, perché se la partita non è andata così, ma supponiamo che il bianco avesse giocato cavallo per E5, qui cavallo per E5, torre per E5 e ora ti ricordi questo punto F2, eccolo qua. Alfiere per F2, sacrificio di alfiere che serve a stanare il re, che permette donna F6, quindi qui il nero avrebbe un grandissimo gioco. Quindi il bianco non può attaccare questo pedone e dunque gioca D4. A questo punto il nero è per D4, cavallo per D4 e alfiere 6, chiudendo la colonna alla nostra torre, sviluppando un pezzo. Alfiere in C2, ottima diagonale sicuramente per questo alfiere, donna in C7 e attenzione che qui ci sono sempre i soliti temi. Dato che il pedone in F2 è inchiodato, in futuro la donna potrà, tra virgolette, sacrificarsi su G3, il pedone non potrà
controllare, non potrà catturare poiché ci sarà l'inchiodatura. Chiaramente questa minaccia ora è sventata per via del cavallo, ma questo cavallo potrà essere rimosso. Ora mettiamoci nei panni del bianco. È un po' difficile capire cosa giocare perché sarebbe bello sviluppare questo alfiere G5, ma un pochettino difficile da giocare, sì, perché questo alfiere potrebbe essere scacciato. In realtà il computer qui vede che dopo H6 ci potrebbe essere un bellissimo sacrificio e dopo la cattura ci sarebbe alfiere per G6, F per G6 e crolla chiaramente questo. Addirittura dice non di cavallo, che sembrerebbe così ad occhio la migliore, ma di torre, perché se lo catturiamo di cavallo cosa dice il computer? Ah, c'è sempre il solito giochino. Va bene, ok. Quindi era un po' difficile vedere, probabilmente sicuramente il bianco l'avrà vista, ma ok, come si fanno a togliere tutti questi colori? Beh, andiamo avanti. Il bianco decide di giocare cavallo in E4. Con cavallo in E4 sicuramente si porta un pezzo al centro, ci si toglie da possibili robe di questo tipo, il cavallo può dare sicuramente un aiuto in attacco e via dicendo. Torre in A va in E8, il nero sta giocando ottime mosse e ora cavallo per E6, F per E6 ed eccoci qui ancora a fare pressione sul pedone in F2. Per fortuna, senza per fortuna, in realtà era tutto calcolato, c'è questo cavallo. Il momento del bianco che gioca C4, spostando questo fortissimo cavallo che qui al centro era veramente molto minaccioso, e il nero decide di di utilizzare una mossa intermedia che sarebbe alfiere B8, con l'idea di andare praticamente a vincere la partita. A seguito, per esempio, la partita non va così, ma a seguito per esempio dell'attacco su D5, guarda la colonna come è scesa a favore del nero, avremmo donna H2, unica soluzione per il bianco. E adesso come si continua? Perché sembra che se facciamo scacco il re riesce a scappare. Come si continua? Prima di dare scacco c'è una mossa più precisa che è E per D5. Controlliamo con la torre nera la colonna e quindi solo in questo momento, solo quando il bianco toglierà il cavallo, anzi qui il bianco dovrà sacrificare il cavallo, poi ci sarà scacco, eccetera eccetera. Dunque non si può chiaramente accettare questo cavallo in D5 e il bianco gioca G3. Ok, sembra che la struttura dell'arrocco del bianco sia un po' indebolita e infatti che cosa cerca di fare il nero? Cerca di attaccarlo con cavallo in H4. Altro sacrificio, chiaramente l'idea è quello di deviare, cioè se il bianco ha appena giocato G3 per evitare il matto e l'attacco praticamente quasi di matto immortale su H2, con G3 io spero che tu vada a catturarmi. Chiaramente il bianco non è così ingenuo e tra l'altro se non mi catturi posso in futuro farti anche cavallo in F3, attacco su torre, attacco su re, la situazione può essere tragica. Ma qui probabilmente il nero ha valutato male, perché ora Alessio Valsecchi gioca C per D5, attenzione, C per D5, il bianco in netto vantaggio di materiale, vediamo se ci ha visto bene o se ci ha visto male. Cavallo F3, attacco doppio, il re si deve spostare e ora cosa succede? E qui il nero gioca C per D5. Ma che come sarebbe potuto andare dopo cavallo per E1? Semplicemente c'era una semplice mossa che avrebbe tolto tutta l'iniziativa al nostro avversario, che è D6. D6 blocca questa batteria di donne alfiere e alla fine possiamo catturarci il cavallo. Se il nero cerca di giocare donna 5 per tenere il cavallo, c'è alfiere D2 e prima o poi quel cavallo salta con guadagno di materiale. Se anziché giocare D6 ci catturiamo subito questo pezzo, guarda ancora una volta come la barra scende totalmente a favore del nero. Il nero ha E per D5, si gioca sempre sull'inchiodatura di questo pezzo e il nero avrebbe un'ottima posizione. Quindi credo che nei calcoli del nero sia sfuggita semplicemente questa spinta in D6. Dunque, dopo questa mossa,
probabilmente il nero vede che c'è D6, quindi non se la sente di catturare col cavallo su E1, ma gioca C per D5. A questo punto il cavallo è sotto, cavallo G5, c'è un attacco doppio su H7, cavallo per G5 e qui diciamo le semplificazioni non portano altro che il bianco all'ulteriore vantaggio. E adesso torre in F2, la situazione sembra tragica nonostante il computer è molto ottimista e si fa fatica a essere ottimisti in una posizione di questo tipo, però in realtà c'è una mossa che permette al bianco di andare ancora più in vantaggio. Riesci a vederla? Ti lascio qualche secondino per vederla. E la mossa che gioca il bianco è alfiere H7. Tatticamente il nero non può accettare, il nero qui in partita giocò re H8, in caso di accettazione seguirebbe donna H5, devastante. Dunque la partita prosegue con re H8, alfiere in F4 eccezionale, viene tagliata fuori la torre, viene tagliata la possibilità di raddoppio, ma soprattutto si attacca la donna e si può anche cambiare il proprio alfiere con quello avversario. Torre per F4, il nero cerca in tutti i modi di giocare su questa diagonale, ma ancora una volta altra meravigliosa e non scontata mossa da parte del bianco, donna H5. A questo punto il nero abbandonò. Come poteva proseguire la partita? Innanzitutto qui c'è una torre sotto. Cos'è? Togliamo la torre? Va bene, facciamo che la torre la mettiamo in F2 e minacciamo sempre questa e a seguire matto. Qui abbiamo, anzi, voglio che trovi tu la combinazione. Qui c'è un matto in poche mosse, vediamo se riesci a vederla, ti lascio qualche secondino. Ok, probabilmente a distinto penso che tu abbia visto alfiere G6, scacco di scoperta, ma non funziona, nonostante sia fortissima, il re deve scappare. Non funziona questa soluzione, il re deve scappare ancora. E ora qui addirittura donna per E8, cioè non che sia brutta, che sia chiaro, ma non è la più fulminea. La mossa più fulminea a questo punto sarebbe alfiere in F, anziché in G6 in F5, scacco di scoperta, il re si deve spostare e semplicemente donna in E8, scacco matto, motivo per cui il nero abbandonò. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!